Allora, siamo sempre con Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato Imprese del Veneto. Presidente, leggiamo insieme gli ultimi due messaggi che sono arrivati, così può commentarli direttamente anche lei. L'unica soluzione è diventare autonomi, staccarci dal carrozzone romano e così potremo aiutare le nostre piccole imprese venete che mantengono lo Stato. Questione autonomia, cosa ne dice? E l'altro messaggio, tutti parlano dei morti da Covid, ma nessuno parla di quante imprese muoiono, ma soprattutto moriranno. Se morite voi conterete i benestanti sulle dita di una mano. A lei il commento. Due messaggi importanti, partiamo dal primo, quello sull'autonomia e federalismo. Io ho incontrato il Presidente Zaia, ovviamente in call, data la situazione, 2 giorni fa, perché essendo appena entrato in questo ruolo abbiamo avuto modo così di conoscerci e di parlare su quello che è la situazione un po' veneta delle imprese artigiane. Tra le prime cose che io gli ho detto, gli ho parlato appunto dell'autonomia barra federalismo. Io considero, e d'altra parte l'abbiamo visto anche quella volta che ci sono state le votazioni, che noi veneti, o perlomeno io parlo per le imprese artigiane, crediamo in questa autonomia. E penso che sia un volano importante anche questo. Primo perché noi siamo, per il nostro DNA, abituati a rimboccarci le maniche e al giorno dopo a ricominciare senza problemi. E quindi il Covid speriamo che passi quanto prima e dopo non c'è problema per ricominciare il lavoro. Però abbiamo bisogno anche che il nostro sudore abbia una caduta nel nostro territorio e nelle nostre aziende, e questo viene anche su quelle che sono dopo state le richieste e le esigenze che hanno le imprese artigiane, perché come dicevo prima, noi in questi giorni stiamo pagando molte tasse, però il Covid l'abbiamo pagato sulle nostre spalle, sì. Perché gli aiuti, i 600 euro che abbiamo ricevuto un paio di volte, non sono serviti a niente. Certo. Cioè, a noi interessa lavorare, quindi per creare lavoro ci vuole un sistema, o meglio delle azioni che ci permettono di lavorare e ci permettano di trattenere un minimo per vivere in modo dignitoso, ma soprattutto per fare nuovi investimenti, e questa è l'altra problematica che abbiamo. Ecco che secondo me l'autonomia è importante e soprattutto la condividiamo e la pensiamo. E io ho chiesto a Zaia, che è forte anche di questa mia opinione, che ovviamente è condivisa con molti miei colleghi, sia portata avanti il prima possibile. È ovvio, tornando all'altro quesito, che il Veneto nasce e si sviluppa sulla piccola e media impresa, e quindi è importante che queste piccole e medie imprese abbiano la possibilità di vivere, di poter quindi, come dicevo, lavorare e dare la possibilità al Veneto di rimanere quella regione importante che è sempre stata. Roma ci siamo accorti che purtroppo arriva sempre tardi per le esigenze che abbiamo. Prima ricordavo la cassa integrazione, ma anche su molte situazioni la nostra rappresentanza romana siede ai tavoli, parla con le forze politiche romane, però vediamo che dal discutere ad avere la realizzazione di quello che chiediamo, innanzitutto veniamo ascoltati poco, ma soprattutto i tempi sono troppo lunghi. Abbiamo bisogno di immediatezza, abbiamo bisogno di partire subito e quindi di essere ascoltati immediatamente. Assolutamente. Parlate di dipendenti artigiani che aspettano la cassa integrazione, almeno sperano in qualcosa. Noi agenti di commercio non abbiamo nessun aiuto, neanche la speranza. Sì, purtroppo io non rappresento loro, ma sono persone però che collaborano anche con le nostre aziende, perché dopo i nostri prodotti noi dobbiamo immetterli nel mercato, e per immetterli nel mercato ci vogliono delle figure professionali. In questo momento è fermo, parlo dell'internazionalizzazione, è fermo tutto il mercato estero, che stiamo soffrendo moltissimo, ed ecco che gli agenti di commercio in questo momento purtroppo stanno lavorando poco, e quindi ovviamente a loro non cade niente.
E questo dispiace, però la situazione purtroppo è così. Conosco un estetista che lavora in un ambiente come sala operatoria e ha tanti clienti, la gente riconosce chi lavora bene e quindi qui si parla di sicurezza, cioè chi effettivamente adotta tutti i presidi di sicurezza dà una tutela, una garanzia per sé, per le persone con cui si raffronta, ma anche ha diritto di lavorare, insomma, e questo è giusto. E su questo rispondo immediatamente perché sono sollecitato quotidianamente. Noi abbiamo tutto il reparto dell'estetica su questo settore che purtroppo da mesi, e quindi dalla loro riapertura che era il 4 di maggio se ben ricordo, stanno lavorando al 50%. Pur avendo tutte le precauzioni, tutte le sicurezze di questo mondo, loro hanno dovuto ridurre il personale e quindi le postazioni. Se non basta, cosa succede? Che nonostante questo 50% e loro lavorino in piena sicurezza, la gente sta continuando a farsi i colori a casa, piuttosto che il lavoro, c'è parecchio lavoro in nero, perché la gente che rimane a casa in cassa integrazione purtroppo va a lavorare in nero e quindi va a lavorare nelle famiglie, va a fare i massaggi piuttosto che fare il taglio dei capelli, il colore dei capelli, e quindi ulteriormente questa situazione mette in difficoltà queste povere aziende artigiane che io non so sinceramente come facciano a riuscire a pagare le tasse e arrivare a mantenere la vita loro proprio, insomma. Assolutamente. Perché il lavoro è in questa categoria ridotto moltissimo. Poi subentra anche la paura. Tutte le persone anziane che vanno, io parlo tipo la classica mamma che va a fine settimana a farsi la piega, ecco, io mi sto accorgendo anche in famiglia da me che mia madre di certo adesso non va in giro o perlomeno va molto poco quando è costretta e quindi anche questa è una perdita di lavoro perché dice tanto in giro non vado. E quindi tanto vale che quando ho bisogno del colore piuttosto che del taglio o della piega, allora vado dalla parrucchiera. Ecco, quindi abbiamo tutta la categoria degli anziani, abbiamo la categoria che ha paura del Covid, nonostante la sicurezza che vi posso assicurare che ci sia nelle aziende artigiane dell'estetica, e quindi sommando tutte queste cose sono fra le categorie quelle messe peggio, insomma. Non parliamo dello smart working che ti porta a stare in casa. Condivido il grido di protesta. C'è un messaggio che chiedo di rimettere in onda così lo leggiamo al Presidente, visto che è rivolto direttamente a lei. Eccolo qui. Sì. Allora, volevo fare i complimenti al Presidente Boschetto. Noi come settore benessere chiediamo più attenzione. Quella Presidente nazionale e regionale del benessere, Tiziana Chiorboli. Ecco, quindi manda un messaggio direttamente. Di ringraziamento. Purtroppo è così la situazione e abbiamo bravi anche rappresentanti che stanno facendo il loro lavoro. Per la categoria si stanno spingendo in tutti i modi, però purtroppo dopo la realtà le costringe nelle condizioni che dicevo. E quindi va vanificato il nostro buonsenso e il nostro essere categoria di rappresentanza. No, ma è importante comunque essere ben rappresentati perché facendo delle pressioni abbiamo visto che hanno aperto la categoria benessere è ben rappresentata a Roma e anche a livello regionale. Se non avessero insistito li avrebbero lasciati chiusi. Però dopo la situazione è quello che è, quindi mette in difficoltà per forza. Presidente, ogni volta non ci riusciamo mai, che è una cosa importante, alla fine ci dovremmo dedicare una puntata ad hoc. Lei tra l'altro si occupa di costruzione, edilizia, eccetera, bonus 110%. Come sta andando? Purtroppo anche questo era od è. Iniziamo a pensare un po' con tristezza a questa opportunità. Allora, il 110% secondo me rimane ancora una grande opportunità per tutto il settore dell'edilizia. Però purtroppo da una ricerca fatta in questi giorni da Edilcassa, che è il settore dell'edilizia, degli artigiani, ecco, da questa ricerca avviene proprio le aziende ancora incerte. Il titolo di un articolo pubblicato, lo sto leggendo per correttezza: aziende ancora incerte, serve duplice azione. Questo perché
le aziende cosa trovano? Innanzitutto c'è tutta la parte iniziale della burocrazia. Una persona, il classico cittadino che vuole sistemare la propria abitazione, deve prima fare l'analisi dello stato di fatto, quindi verificare se la sua abitazione ha avuto nel tempo modifiche, quindi deve chiamare un tecnico, deve andare in comune, verificare tra la documentazione presentata, presente catasto e comune, coincide con la realtà, quindi fare tutta questa verifica. Su questo cosa succede? Dai primi che sono partiti che saranno 15-20 giorni comunque queste azioni qua, e cosa trovano? Trovano che i comuni purtroppo stanno lavorando in smart working. E quindi questo cosa comporta alla fine? A me dispiace, io capisco che i dipendenti pubblici abbiano questa possibilità, però è vero che anche noi lavoriamo in parte in smart working, ma se no cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi pur stando attenti e lavorando. Quindi in poche parole cosa succede? Succede che a questa prima verifica si allungano i tempi, si parla anche di un mese e mezzo, 2 mesi. Ecco che quindi ancora una volta da un lato la burocrazia, dall'altro lato questa forse poca organizzazione data la situazione fa sì che rallenta. Allora, facciamo finta che questo passi questo mese e Presidente, mezzo. la interrompo un attimo. Dopo di questo... Aspetti che la interrompo un attimo perché abbiamo una pubblicità, perché allora fase 1, primo problema, sì. E già questo non è problema di poco conto. Restate con noi perché siamo arrivati al clou, adesso vediamo tutti gli altri problemi. Pubblicità, qualche minuto e poi torniamo insieme, un attimo.